Oggi mi trovo in cima al Colle di Medea, a 140 metri sul livello del mare, e quella che vedete alle mie spalle è l'Ara Pacis Mundi. L'Ara Pacis fu eretta nel 1951 ad opera di un architetto milanese. Al suo interno si trova una camera ipogea che contiene un'urna recante l'iscrizione «L'odio produce morte, l'amore genera vita». Nell'urna sono raccolte le zolle di 800 cimiteri di guerra e 800 involucri che contengono la terra di tutti i fronti dei campi di internamento e di sterminio, nonché le ampolle di acqua marina prelevate dai punti del Mediterraneo, dello Ionio, del Tirreno e dell'Adriatico, dove furono affondate navi di nazioni diverse e dove trovarono la morte migliaia di militari. Il tutto è riunito in un'anfora chiusa nell'urna, a simboleggiare il dolore e la distruzione di ogni guerra. L'Ara Pacis è un monumento, sì, per la guerra, in ricordo appunto del dolore, della distruzione, dei morti, ma è soprattutto un monumento alla pace.